Iniziamo oggi in compagnia del signor Lorenzo, signor Baldo Giovanotto, signore che Lorenzo, dai. 1000 anni fa, però va bene. Lorenzo, tu giovane sei, tu che fai? Sei già in pensione o lavori? Lavori qui in zona? Credito lì dentro. Qui in zona, insomma, dai. Senti Lorenzo, tu sei di Brescia, sei bresciano? Pare di sì. Già te la potresti cavare bene con i nostri proverbi. Prova a leggere un po' questo, il primo. A di de se, ta fet amici. A di la verità, ta fet nemici. È vera sta cosa oppure no, Lorenzo? Di solito sì. Sì. Tu hai più amici o più nemici? Più amici spero. In banca, giustamente. No, non solo in banca, fuori dalla banca, più amici. Secondo te Lorenzo è vero che a dire di sì sempre amici e a dire la verità solo nemici, o anche dicendo la verità puoi comunque costruire delle buone amicizie? Meglio dire la verità comunque, anche se a volte non fanno bene, ma Alla moglie sempre, eh? la moglie sempre. Sposato tu? Da 1000 anni. Da 1000 anni. Noi tra 1000 secondi, ma no, molto meno, tra pochissimo iniziamo un nuovo appuntamento con Centro Anch'io, restate qui, grazie. Centro Anch'io, Centro Anch'io. Ben ritrovati amici ad un nuovo appuntamento con Centro Anch'io. Prima del tradizionale detto vi conduciamo nella sala 4 della Pinacoteca Tosio Martinengo, dove tra un po' si potrà ammirare l'Annunciazione di Alessandro Moretto. Non conosciamo il nome del committente di questa Annunciazione di Moretto, anche se le piccole dimensioni sembrano da riferire a una destinazione domestica. In un'architettura aperta su un paesaggio roccioso, l'arcangelo Gabriele sta annunciando alla Vergine l'incarnazione del Figlio di Dio. Le offre un giglio bianco, simbolo di purezza. Interrotta nella lettura del libro ancora sul leggio, lei si porta una mano al petto, gli occhi bassi in segno di umiltà e accettazione. Sopra di loro la colomba dello Spirito Santo. Moretto sceglie un taglio ravvicinato per la scena, grande attenzione è dedicata ai riflessi cangianti dei tessuti. Nello sfumato del paesaggio e nel chiaroscuro dei visi si può riconoscere l'influsso della pittura di Leonardo. Bene, l'avete sentito poco fa nella nostra anteprima. A di de seta fet amici, a di la verità te fen nemici. Andiamo. Riccardo El Bauscia a Brescia, che fa un milanese qua? Ho conosciuto mia moglie che è di Brescia e quindi sono venuto qui in questa bella città. Guarda quanto è ruffiano, guarda. Si vede dagli occhi quando sei innamorato. Riccardo, dai, proviamo a leggere qui. A di de se te fet amici, a di la verità te fet nemici. Riccardo, bravo. A di de siete fette amici, a di la verità te sa nemici. È vero, dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi guardo io. Ma allora che bisogna fare? Bisogna dire di sì o bisogna dire la verità, Marisa? No, la verità è sempre giusta per quello. Anche nel bene e nel male la verità deve sempre... Dagli amici mi guardi Dio. Sì, e dalla mujer chi guarda? Guardo io. È vero, è vero. Cioè cosa? Quando se parli troppo chiaro poi ti maltrattano. Quindi la giusta diplomazia, insomma. Sì. La signora Betty e il signor Giacomo. Allora, Betty, dai, sentiamo lei, qui. Io col dialetto non sono un grande. È facile, eh? Al di de se te ta fet amici, al di la verità ta fet nemici. Esatto, a di de sete fet amici, a di la verità te Dire sempre di sì ti fai degli amici, invece dire magari la verità non ti fai degli amici. Che bisogna fare, Giacomo? Bisogna dire sempre di sì, specialmente alla moglie. Fabiana, infermiera, quindi un giorno potreste trovarvela anche in corsia in ospedale, eh? Bene, sì, infatti. Allora Fabiana con amiche fetenti che hanno organizzato sto scherzo, disgraziate forte però. Sì, molto molto. Mamma mia. A lunedì tocca a lei, quindi la farò pagare. A chi? A lei? Vabbè, come la conciamo? Sarà una sorpresa. Non si può dire. A di de se te fet amici, a di la verità te fen nemici, cioè? A dire di sì ti fai gli amici, a dire la verità ti fai i nemici. Esatto. Fabiana, che bisogna fare? Dire di sì o dire la verità o dire entrambi? No, dire la verità. Dice sempre la verità Fabiana. Più o meno. A volte, dai. Ma ragazzi, ma che brutta amicizia, oh Fabiana. Sì, davvero.
Allora vediamo un po', a dide se ta fet amici, a di la verità ta fe nemici. Se dici sempre di sì, sei ossequioso e non critichi mai nulla, allora avrai sempre amici. A dir la verità magari qualche inimicizia si crea, però viva l'onestà e la sincerità. Grazie, alla prossima!